domanda. E tu hai scritto: ogni giorno lo scorso anno è stato inaugurato un nuovo bar o un ristorante, comprese le domeniche, mentre ogni 24 ore altri 2 esercizi sono passati di mano. Ovunque vengono aperti e ristrutturati locali. Tu ti dai una giustificazione, anche se questa giustificazione non basta. Scrivi: è vero che dopo l'Expo di 4 anni fa la metropoli lombarda ha scoperto la sua vocazione turistica. Tu scrivi: così cresce il sospetto che sotto la Madonnina stia esplodendo soprattutto il riciclaggio da parte di 'ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra. Allora raccontaci un po' cosa hai scritto in questo articolo. Poi hai parlato anche di un lussuoso ristorante di Milano unico che è stato chiuso a gennaio 2019, giusto? Sì, era già stato chiuso nel 2018, poi il TAR aveva provveduto a farlo riaprire grazie a un ricorso, e poi la prefettura, appunto con un'interdittiva antimafia, lo ha richiuso anche quest'anno. Ora, le interdittive antimafia sono notoriamente uno strumento un po' brutale, nel senso che per essere esercitate dal prefetto a Milano, così come in qualunque altra città d'Italia, basta poco, nel senso che bastano i sospetti, non deve essere aperta neanche un'inchiesta giudiziaria, non c'è bisogno di una condanna, e quindi a volte, anzi spesso devo dire, capitano degli errori. Non so se sia questo il caso, non ho gli strumenti per valutarlo. Quello che però alza all'occhio è che le interdittive antimafia a Milano stanno aumentando molto velocemente, nel senso che erano state 11 nel 2017, erano state 14 l'anno scorso, e dal 1° a metà marzo sono già 9 quest'anno. E aumenta soprattutto il numero degli esercizi commerciali coinvolti, perché erano stati 3 nel 2017, sono stati 6 nel 2018 e quest'anno sono già 7, incluso il ristorante di cui parlavamo. Per carità, sono numeri piccoli, perché appunto si parla di 7 esercizi commerciali su oltre 9.000 tra bar e ristoranti aperti oggi a Milano. E quindi è una goccia nel mare, però ci sono evidenze che appunto l'incremento impressionante di aperture, riaperture, ristrutturazione di questo tipo di esercizi pubblici fa pensare che possa esserci dietro un giro losco, obiettivamente. Senti, Così, infatti ricordavo nell'articolo, era stato così nel 2007, quando a Roma Rita Bernardini, che era all'epoca segretaria di Radicali Italiani, lanciò l'allarme, no? Esattamente, lanciò l'allarme, fu subissata di accuse di razzismo, perché lei sostenne, notò fondamentalmente, quasi fosse un atto di cronaca, che nel centro di Roma improvvisamente avevano aperto decine di ristoranti, bar napoletani, gestiti dai napoletani, e lei da cittadina segnalava la cosa a chi di dovere, cioè un po' al comune, appunto, ma soprattutto all'autorità giudiziaria, perché diceva: io noto una cosa stranissima, cioè che anche un locale che ha aperto 3 mesi fa improvvisamente passa di mano, viene ristrutturato integralmente e riparte da zero, e non c'era alcun bisogno di una ristrutturazione edilizia, perché il locale era bello, appena rifatto. E effettivamente anche questo sta accadendo un po' anche a Milano, perché aprono catene, franchising di appunto pizzerie, caffè, bar, ristoranti, molto napoletani, devo dire, senza che ovviamente questo debba minimamente rappresentare un atto razzistico, ma in qualche misura fa impressione, perché improvvisamente Milano diventa un punto di arrivo di tutti questi esercizi pubblici. È evidente che Milano è la città italiana dove l'economia continua a funzionare alla grande, è evidente che la sua vocazione turistica è aumentata negli ultimi anni, e basta girare per la città per rendersene conto, però magari potenzialmente dietro c'è qualche cosa. E in effetti in procura, hai fatto un giro, la Procura della Repubblica, gli inquirenti sono allerta e hanno notato il fenomeno, e evidentemente qualche cosa si sta
si sta muovendo anche dal punto di vista investigativo. Benissimo. Senti, carissimo Maurizio, adesso parliamo un po' di politica italiana, no? Ieri Sì. abbiamo visto in Consiglio dei Ministri il Premier Conte ha revocato il sottosegretario Siri. La Lega Sì. non ha minacciato una crisi di governo, ma secondo te come mai il Premier Conte ha deciso questo e cosa adesso i due alleati di governo faranno in questi prossimi mesi? Secondo me, allora, una premessa, io sono l'avrai capito forse anche con le cose che ho detto prima, mi auguro che lo abbiano capito anche gli ascoltatori. Io sono un garantista, cioè ho anche scritto metà della mia vita professionale, anzi oltre metà della mia vita professionale è stata dedicata alla cronaca giudiziaria. Ho scritto anche un libro che si intitola L'Agonia tanti anni fa, nel quale raccontavo come appunto la cronaca giudiziaria avesse effetti disastrosi sugli individui. Io credo personalmente che le dimissioni di un politico a qualunque livello soltanto per l'apertura di un'indagine sia un fatto indebito, nel senso che non trovo che questo sia dovuto, anche perché può essere, basta una denuncia strumentale, automaticamente si apre un'inchiesta su di me che sono un consigliere comunale o un ministro, intendo dire, e a quel punto cosa devo fare? Devo dimettermi perché sono indagato? Tra l'altro noto che i 5 Stelle fanno due pesi e due misure, perché Virginia Raggi è indagata da tanto tempo e nessuno ha mai pensato di farla dimettere nel suo partito. All'INPS ci sono fior di altissimi funzionari nominati dai 5 Stelle che sono indagati, ma nessuno in quel partito chiede le loro dimissioni. Per carità, sulla vicenda giudiziaria di Siri io non ho alcun elemento per stabilire se sia innocente o no. La Verità ha scritto che la famosa intercettazione nella quale si parla di 30.000 euro che gli sarebbero stati promessi o consegnati, non so neanche questo, non esisterebbe. Io mi fido del collega che lo ha scritto più di una volta perché è un bravissimo segugio di giornalismo investigativo e quindi non ho dubbio che lui abbia scritto le cose corrette. E devo dire, mi ha stupito questo accanimento su Siri. È come se si volessero allontanare le attenzioni da altri problemi, insomma. Certo. Quanto al rapporto Lega 5 Stelle, tu mi chiedevi cosa accadrà nei prossimi tempi. Mi pare di aver capito che Salvini a questo punto, che appunto non ha voluto arrivare allo scontro finale né alla conta effettiva in Consiglio dei Ministri, punti a concretizzare almeno un terreno di confronto, se non di scontro, con i 5 Stelle sui fatti concreti. Certo. E infatti ha detto adesso passiamo al lavoro serio sulla flat tax, che è ovviamente una delle bandiere della Lega ed è un elemento forte del contratto di governo firmato da lui e da Di Maio nel giugno del 2018 ed è probabilmente quindi su questi temi che il confronto si sposterà, su quello, sulla TAV, sulle questioni economiche che purtroppo la Lega appunto porta avanti con forza, ma non è ancora riuscita a concretizzare in parte per il muro di gomma opposto dai grillini. E secondo te questo governo durerà anche dopo le elezioni europee? Secondo me sì, nel senso che io mi ero convinto che nel momento in cui appunto il voto effettivo alle elezioni europee avesse consegnato alla Lega una grande vittoria con un forte ridimensionamento del Movimento 5 Stelle, questo avrebbe potuto portare a una scossa forte e probabilmente a una caduta del governo, ma ultimamente ho l'impressione che intanto i numeri non saranno poi così fortissimi, è una mia sensazione, però poi leggo quelle statistiche dei sondaggi in giro e su quello mi baso, quindi su numeri campati in aria, come spesso capita siano quelli dei sondaggi, e su sensazioni epidermiche mie. Quindi io ho l'impressione che non sia così sicura una crisi di governo dopo le elezioni, anche se appunto la Lega dovesse andare molto meglio del Movimento 5 Stelle. Darei un 60% di
possibilità di continuità, insomma. Ecco. Certo, allora Maurizio, abbiamo una telefonata, sentiamo cosa ha da dirci il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice. Pronto, buongiorno, chi è in linea? Anzi, 2 telefonate, Maurizio. Pronto? Buongiorno, buona Padania. Io dunque volevo fare una domanda al gentile signore. Sì. Dato che è un giornalista, se può fare un'inchiesta sull'argomento che adesso le propongo. Cioè, alcuni giorni fa in una trasmissione televisiva intervenne un certo scrittore chiamato Bisignani e volevo chiedere se è parente di quel Bisignani che era il pupillo di Gelli, no? A parte quello, lui ha detto che sarebbe arrivata un'ondata di fango sulla Lega. Ecco, però non ho sentito nessuno che l'ha menzionato questa cosa. Lui sapeva che arrivava un'ondata di fango. Come ha avuto le informazioni? E a quale associazione appartiene per sapere da dove vengono queste ondate di fango? Ecco, volevo sapere se voi potete fare un'inchiesta su questo argomento. La ringrazio, buongiorno a tutti. Buongiorno signora, Maurizio aspetta, sentiamo un'altra telefonata e poi commentiamo. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Ascolti, io sono favorevole ai controlli a tappeto dei negozi di cannabis. Sì. Che, come dice Salvini, ma Salvini deve estendere la cosa, io sono commerciante, e deve estendere la cosa a tutti i negozi di cinesi che vendono roba fuori norma, e deve attrezzare i NAS, perché io vedo quando vengono i NAS qua a controllare i supermercati, perché ormai hanno supermercati, non c'è più il negozietto. Sì. Vengono qua e dicono: se dovessimo portare via tutto ci vorrebbe un tir. Non hanno attrezzature in NAS per fare i controlli sui metalli pesanti, pentole, padelle. Hanno bisogno di attrezzature, non ce l'hanno, hanno bisogno di prodotti, attrezzature che dicono di che metallo è fatto una padella e di che metallo è fatto un oggetto per mangiare, perché non hanno modo di controllare se dentro c'è piombo, manganese o qualsiasi altra cosa. Grazie. Non hanno attrezzature immediate, cioè ogni cosa che devono controllare devono mandarla in laboratorio, e per questo motivo, essendo il budget corto, non riescono a fare i sequestri che devono fare. Si limitano i NAS solo a sequestrare i prodotti che non hanno la marchiatura CE e basta. Grazie mille. Allora Maurizio, come commenti le nostre opinioni dei nostri 2 ascoltatori? Ma partiamo dalla signora. Io non so se Bisignani che lei ascoltava in televisione fosse Gigi Bisignani, che è un giornalista informato, spesso anche molto ben informato, e non so appunto quindi se la persona che parlava di questa ondata di fango che si sarebbe abbattuta sulla Lega fosse lui o chissà chi. Spesso è capitato in campagne elettorali da tanto tempo che politici o personaggi noti preannunciassero appunto inchieste giudiziarie particolarmente aggressive. Capitò a D'Alema, forse ve lo ricordate, che preannunciò di fatto l'avvio dell'inchiesta su Rubygate e su altre vicende che avrebbero riguardato Berlusconi, perché sarebbero partite dalla Puglia, dove lui aveva tra l'altro ottime entrature in procura, avendo appunto militato a lungo come segretario del PDS in quella regione, ed essendo lui stesso pugliese. Io quindi non so rispondere, e non so neanche che tipo di inchiesta potrei fare o qualcuno potrebbe fare sul tema. Bisognerebbe individuare i Bisignani in questione e chiederglielo. Il signore che invece ha parlato per il secondo ha sicuramente ragione. I controlli sul commercio sono carenti, vengono eseguiti troppo saltuariamente. A Milano c'è di buono che la Giunta ha appena stipulato un accordo, un patto con la prefettura, in base al quale si è stabilito che i controlli
non soltanto sui prodotti venduti, ma soprattutto per quel che riguarda il pericolo di infiltrazioni mafiose, di riciclaggio, il tema di cui parlavamo all'inizio, non saranno più casuali e a campione, ma saranno basati su indicatori di pericolosità, di rischio. Per esempio, appunto, certi settori dove è più facile che la crimine organizzato si infiltri, i bar, i ristoranti, i negozi di tatuaggi, c'è una serie di merceologie, diciamo così, abbastanza evidenti, e appunto i posti, i negozi o i ristoranti nei quali le ristrutturazioni e i cambi di proprietà sono più frequenti, e quindi ci sarà più logica e più diffusione di controlli. Quanto ai controlli sui prodotti, il commerciante che parlava prima parlava delle pentole, delle padelle appunto che contengono cercinesi, che contengono materiali pericolosi. È evidente che questo provoca dei rischi. Io personalmente non acquisterei mai una padella in un ristorante, in un negozio cinese, preferirei andare in un negozio italiano. Questo è evidente, anche perché intanto alcune indicazioni sulla padella, sul suo marchio, ma anche sui marchi di garanzia italiani ed europei, dovrebbero essere ben presenti ai consumatori, dovrebbero sempre cercare prodotti di qualità, soprattutto quelli che vengono usati per fini alimentari, evidentemente. Dubito che esistano anche in altri paesi strumenti di controllo per verificare in loco, cioè nel momento in cui si fa la perquisizione, se una padella o uno strumento di qualunque genere risponde a certi requisiti. È inevitabile che debbano essere presi a campione e portati in un laboratorio ovviamente collegato con le forze dell'ordine per le verifiche del caso, perché si tratta di chimica, cioè sono analisi difficili, non credo che possano essere eseguite a tamburo battente nel negozio che in quel momento viene controllato. Comunque è un tema interessante, importante, e ovviamente quel che si può fare è raccomandare la prudenza e un minimo di logica negli acquisti, insomma. Chiarissimo, Maurizio. Allora, abbiamo altre due telefonate, ti chiedo di rimanere con noi, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì. Posso andare in linea? Certo, è in linea, prego, chi è lei? Grazie. Senta, ma io credo che qui bisogna proprio arrivare al dunque con la magistratura. Qua è troppo facile per magistrati che fanno politica inquisire gli avversari politici, chiunque siano, di qualsiasi partito, e metterli fuori gioco o perlomeno infamarli di fronte alla pubblica opinione. Mi sembra che un noto magistrato di Roma lo abbia detto poco fa: si fanno filtrare delle notizie sui giornali e li si rovina dal punto di vista politico, poi se viene accertato che sono innocenti, pazienza. Allora, far giudicare un magistrato che sbaglia dall'Associazione Nazionale Magistrati o dal Consiglio Superiore della Magistratura mi sembra che ci sia qualche leggero conflitto di interessi. Non potrebbe esserci un giurì terzo, per esempio composto per un terzo da giudici popolari estratti a sorte come quelli delle corti d'assise? E poi dico un'altra cosa: se il magistrato deve giudicare, dovrebbe essere sopra le parti e quindi non fare mai assolutamente politica a nessun titolo, in nessun modo, per nessun motivo. Terza ed ultima cosa: qui se non si ristabilisce l'immunità per chi governa, non avremo più gente che vuol fare il sindaco, che vuol fare l'amministratore, perché sta diventando pericoloso. Mi sbaglio o no? Vorrei una risposta, grazie. Benissimo, Maurizio. Il signore ha ragione su 9/10 delle cose che ha detto, perfettamente ragione. I magistrati fanno politica, molti magistrati fanno politica, mettiamola così, perché di questo si tratta. Poi ci sono tanti magistrati che fanno onestamente il loro lavoro, ma molti purtroppo fanno politica. Nel libro che ho scritto e che citavo prima all'inizio, ho raccontato come a partire da Tangentopoli, ma ancora prima dalle inchieste Mani Pulite, fu stabilito un accordo di fatto tra alcuni magistrati e molti giornalisti, quelli che facevano cronaca giudiziaria, in base al quale il magistrato, attraverso
la polizia giudiziaria faceva passare, uscire verbali, interrogatori, eccetera, e i giornalisti si trasformarono di fatto in megafoni delle procure. Certo. E questo fu scatenato ovviamente contro alcuni partiti soltanto, perché nei confronti di altri partiti questo non avvenne. Quindi ci fu evidentemente un uso politico oltre che mediatico dell'attività giudiziaria. Benissimo. Purtroppo le correnti in cui la magistratura è divisa sono equivalenti a partiti politici, perché ci sono rappresentate tutte le fazioni fondamentalmente, ed è questo uno dei grandi disastri della giustizia italiana, perché se il Consiglio Superiore della Magistratura inevitabilmente siedono rappresentanti di interessi politici, si realizzeranno inevitabilmente degli scambi, per cui io che faccio parte della corrente A cercherò di accordarmi con te che fai parte della corrente B, perché così metteremo un mio uomo a capo di quella procura e metteremo poi il tuo uomo a capo dell'altra procura, e questo farà sì che i magistrati magari più bravi, che però non fanno parte di determinate correnti, non faranno mai carriera, e quindi la politica prevarrà nella gestione della politica giudiziaria. Chiarissimo, Maurizio. Questo è uno dei grandi disastri della giustizia italiana, che è appunto la sua politicizzazione, che è evidente nell'uso strumentale che ne viene fatto sui giornali. Benissimo. La grande riforma, diceva una volta un intelligente uomo politico, non sta tanto nella separazione delle carriere, che pure secondo me è fondamentale, cioè quella che dice separiamo la carriera e teniamo distanti i magistrati per l'accusa, cioè i pubblici ministeri, e i giudici, quelli che devono giudicare e stabilire, in maniera tale che non ci sia un collegamento tra le due categorie e il giudice sia davvero autonomo, davvero neutrale, davvero terzo rispetto all'accusa e alla difesa, ma appunto dicevo, non è tanto su quella l'importante, la fondamentale riforma, non la separazione delle carriere tra magistrati, ma la separazione delle carriere tra magistrati e giornalisti, nel senso che i giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria dovrebbero ogni tanto cambiare lavoro e occuparsi di altro. Benissimo. Perché è evidente che se io continuo a fare cronaca giudiziaria e sono amico del magistrato Tizio o Caio, e se quel magistrato continua a passarmi informazioni, io di quel magistrato non potrò mai parlare male, perché è lui la fonte delle mie informazioni e di tutto quello che scrivo, e quindi è evidente che tutto quello che lui fa è quello che lui decide, e quindi le perquisizioni, gli interrogatori saranno ovviamente, inevitabilmente sempre raccontati con il sapore della verità. Nessuno metterà mai in dubbio quello che fa un magistrato. Benissimo, Maurizio. Giornalista. Allora, senti Maurizio, di cosa ti occuperai in questi giorni, la prossima settimana più che altro? Oggi c'è un tuo articolo che parla di De Benedetti Junior, non paga, pignorato lo yacht, no? Hai scritto questa storia qui. Nei prossimi giorni invece di cosa ti occuperai? Guarda, tornerò a occuparmi di temi che a me sono molto cari, che sono quelli relativi alle case famiglia e ai tribunali dei minori e ai bambini portati via ai loro genitori in maniera, secondo me, purtroppo troppo frequentemente molto superficiale. Benissimo. Sono storie terribili. Una storia l'avevo raccontata in un libro anni fa ed è poi stata trasformata nella fiction L'amore strappato con Sabrina Feridi su Canale 5, e che non so se hai visto, è stata piuttosto è andata molto bene, e ha raccontato una storia terribile che ha portato per fortuna all'attenzione dell'opinione pubblica un fenomeno purtroppo molto frequente. Certo. Di questo mi occuperò. Perfetto. Quindi, insomma, sì, Maurizio. Ci risentiremo. Sì, ci risentiamo perché purtroppo siamo in chiusura, i tempi sono quelli che sono. Ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a te, Antonio, grazie a voi. Grazie. Questa mattina ci risentiamo prossimamente in radio. Grazie mille a Maurizio Tortorella, giornalista della Verità. Adesso andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda!
Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Datti da fare, Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? Rieccoci carissime amiche, carissimi amici di RPL. In questo momento Roberto dalla regia, che saluto, mi dà l'ok. Abbiamo con noi al telefono un amico di RPL, il deputato del Movimento 5 Stelle, Alberto Zolezzi. Ciao Alberto, bentornato in radio. Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Alberto, ieri è stata una giornata intensa, c'è stato il Consiglio dei Ministri dal quale è stato revocato il sottosegretario Siri. Raccontaci un po' com'è andata la giornata, no? Prego. Sì, su questo argomento il Consiglio dei Ministri è riunito per questioni di metodo, capire se i ministri mantenevano inalterata la fiducia nel Premier Conte e questo alla conclusione è stato così. Si è parlato chiaramente del caso Siri, in un'ottica di metodo di ridurre le ombre per questo governo e lasciare inalterata un'altra fiducia, non solo quella dei ministri verso il Premier Conte, ma la fiducia dei cittadini verso il governo. Ha prevalso una linea per cui anche per garantire, mantenere questo importante contatto, questa importante fiducia e consenso di questo governo, si è concordato che la decisione del Premier Conte della revoca in questo momento del mandato a Siri fosse opportuna. Chiaramente ci sono stati commenti, poi i commenti dei singoli ministri dei due gruppi sono stati differenti, ma c'è stata questa concordanza di fiducia nel metodo del governo, nel metodo del Premier. È stata una discussione appunto molto pacata, non di attacco personale alla persona dell'ex sottosegretario Siri, che poi dovrà e potrà difendersi nelle sedi opportune. Certo. Però ricordiamoci che è un'inchiesta piuttosto in ogni caso da parte dei singoli personaggi coinvolti, però un'inchiesta che parla di aspetti anche piuttosto ombrosi, che sicuramente non faceva bene al governo tutto e alle singole parti del governo. Senti Alberto, oggi titola il Corriere della Sera: il capo Movimento 5 Stelle teme ritorsioni ma fa un'offerta a Matteo, pronti allo scambio, flat tax, salario minimo. La tattica, scrive il Corriere, per recuperare voti tra gli astenuti. Ti chiedo, è vero questo titolo? Ma allora sinceramente non diffido di questo titolo, perché non si fanno
davvero non ci sono stati finora degli accordi di questo genere, invece si cerca di lavorare il più possibile per i cittadini. Ci sono situazioni economiche particolari dove la flat tax potrebbe avere una maggiore efficacia, per adesso diciamo che alcune situazioni iniziali di applicazione non hanno ancora avuto esiti così importanti, ma perché bisogna anche costruire un meccanismo economico, un meccanismo di potere di acquisto, sì. Che dopo che crescerà quello, probabilmente anche la flat tax avrà un'applicazione più facile. Ci sono quindi in corso secondo me dei ragionamenti di sistema. In questo momento il salario minimo in realtà si collega anch'esso alla flat tax, nel senso che avendo un salario minimo, avendo un potere di acquisto maggiore, probabilmente si creerebbe una spinta per cui determinati acquisti, una determinata fiscalità per piccole imprese, per piccoli imprenditori avrebbe più senso e avrebbe degli effetti, sarebbe di giovamento per il singolo imprenditore, con un sistema che stiamo costruendo. I dati di macroeconomia stanno comunque premiando decisamente questo governo, che coraggiosamente, appunto, nelle sue diverse sensibilità, sta portando avanti delle politiche senza precedenti. Questa redistribuzione che avverrà con il reddito di cittadinanza, con la pensione di cittadinanza, col fatto che alcune persone potranno andare in pensione e dedicarsi anche a avere più tempo per dedicarsi ad altre attività, e con i relativi acquisti legati a questo tipo di nuova vita che potranno meritarsi, potranno fare, avrà nell'arco di tempi secondo me abbastanza brevi dei ritorni anche economici, di necessità di acquistare determinate strumentazioni, per cui anche la flat tax potrà vedere un'applicazione migliore, per cui io non credo che ci sia nessun accordo, nessuno scambio particolare. Si cerca di migliorare il contesto sociale anche in un'ottica prima di tutto di qualità di vita, ma poi anche di crescita. Ci vuole semplicemente un pochino di tempo e andare per gradi, se no una cosa rischia di essere inefficace, di tenere bloccate risorse, tenere bloccate coperture che poi in realtà non servono, potrebbero essere utilizzate prioritariamente per altro. Sì. Senti Alberto, sul blog delle stelle ieri è stato postato un articolo che parla delle pensioni d'oro. Le pensioni d'oro hanno i giorni contati, dal 1 giugno i tagli saranno fino al 40%. Ci racconti un po' di che cosa si tratta? Sì, è arrivata appunto la circolare dell'INPS che dà le istruzioni sul taglio delle pensioni sopra i 100.000 euro lordi annui. Sarà decisamente progressiva, un 15% per le pensioni da 100 a 130.000 euro l'anno, 25% da 130 a 200.000, si arriva al 40% solo per la quota di importo che cederà i 500.000 euro. E si otterranno 400 milioni di euro di risparmi, che non sono pochi, e sappiamo bene che noi stiamo trovando le risorse per evitare l'aumento dell'IVA, però oltre a questo si potrà finanziare l'aumento delle pensioni minime, vanno ridotte le disuguaglianze, che è una situazione sociale davvero esplosiva che si vede tutti i giorni, e riducendo le disuguaglianze ci potrà essere in tempi molto brevi anche una crescita economica, e l'economia reale ne beneficerà davvero in tempi brevi, perché questi soldini che torneranno nelle pensioni minime finanzieranno consumi strettamente necessari, che sono quelli che poi appunto rientrano nell'economia reale, non magari in speculazioni come possono essere i soldi dei grandi capitali o di pensioni appunto superiori a 100.000 euro all'anno. Poi sul blog delle stelle, Alberto, c'è un post del dottor Niccolò Romani, che è un fisico e lavora in SIA. SIA è una società italiana, uno dei più grandi player europei nell'ambito dei sistemi di pagamento, che dice diritto ad avere una relazione online con lo Stato. E ci vuoi parlare un po' di questa lettera, di questo post del dottor Romani? Certo, il dottor Romani parte da una situazione di disagio, una situazione brasiliana dove fece uno studio sulle favelas, che correlava l'uscita dalle situazioni di degrado dalle favelas stesse a 3 fattori: la presenza
di almeno un membro della famiglia che lavora, di un membro che studia o l'accesso a internet. Da questo elemento lui spiega che, secondo le sue teorie, secondo i suoi studi, avere una relazione digitale con lo Stato non legata solamente a un domicilio fisico può facilitare tutta una serie di tracciature, di semplificazioni per il cittadino, di semplificazioni fiscali, che però portano anche a far emergere tutta una serie di situazioni, per cui questa trasformazione vuol dire avere la possibilità di esistere con una chiave d'accesso digitale, non solo con un domicilio fisico. Il domicilio digitale può essere scollegato dal domicilio fisico, per cui possa essere sempre raggiungibile, posso chiedere e ricevere documentazione dallo Stato con un domicilio digitale che può consentire di ricevere soldi e di pagare, e poi non ricorrere al notaio per determinati atti, quindi semplificando e riducendo tutta una serie di spese. Sì, senti Alberto, tu sei di Mantova, no? Quali sono le novità dal tuo territorio? E poi ti chiedo anche quali sono le novità che riguardano la cultura, la cultura italiana, no? Tu hai scritto sulla tua pagina Facebook Cultura per le periferie, bene il ministro Alberto Bonisoli. Raccontaci un po' sia delle novità di Mantova che sia delle novità in materia di cultura, prego. Certo, ieri nella prima serata ero in Commissione Cultura, dove si è terminato un lungo lavoro di istruttoria da parte della Commissione, in realtà sul dato che è partito nel 2014, che determina la qualificazione, la definizione di determinate professioni culturali che vanno dall'archeologia all'istruttore di formazione. Pian piano poi si arriverà a definire anche il ruolo delle guide turistiche per la formazione. È un atto importante da parte del Parlamento, che va a sancire il lavoro del Ministero su questo tema. Il Ministero ha finito la sua parte con il testo del decreto ministeriale, adesso il Parlamento doveva esprimere un parere con anche delle indicazioni ben precise, e c'è stato, devo dire, ieri sera voto favorevole in Commissione Cultura all'unanimità, ad esclusione di un paio di astensioni, però nessuno voto contrario. È stata anche nei discorsi fatti, c'è stato un apprezzamento per l'operato sia del Ministero del Ministro della Cultura che del fatto che a livello della Commissione alla Camera si è riusciti a discutere insieme. È necessario premiare, quello che ho scritto su Facebook, i concorsi con le idee per qualificare le periferie, con concorsi legati alla riqualificazione delle periferie. Sono stati stanziati alcune decine di milioni per questa attività. Adesso partiranno la possibilità di proporre le proprie idee di riqualificazione sia urbana che a livello di eventi e di attività, di mostre, o valorizzare anche l'esistente nelle periferie. Il ministro si è occupato anche della mostra di Mantova, per collegarmi anche al locale di Mantova, sulla mostra di Nice, che ha creato molte polemiche. C'è stato un incontro con i firmatari delle petizioni. Il ministro in sostanza ha detto: io non è che posso entrare sulla scelta né fare censura. Di sicuro Palazzo Ducale a Mantova è una località, è una location decisamente di prestigio, forse quel tipo di mostra di un autore che ha usato in passato anche sangue di animali, probabilmente una mostra che avrebbe avuto località più adeguate per essere presentata, non un palazzo, uno dei palazzi di eccellenza nazionale. A Mantova ieri è arrivata la conferma di un sequestro di 85.000 tonnellate di rifiuti, una questione che ha rilevanza nazionale. Ieri ho scritto un'interpellanza su questo, adesso spero di aver preso risposta, perché stanno arrivando appunto in teoria 9 milioni di tonnellate di questa carta poco differenziata dagli Stati Uniti. C'è da capire se l'Italia se ne vuole fare carico o no, se c'è qualche accordo non detto. A Mantova questo ha creato problemi, questa scarsa differenziazione con dentro dell'organico, dentro degli inchiostri, degli elettrodomestici, ha creato molestie d'origine, puzze importantissime, e apparentemente sia che ci sia un accordo internazionale, chiaramente mi riferisco alle imprese, non certo agli accordi fra stati, ma sia che ci sia un accordo fra imprese a livello internazionale, sia che non ci sia, si vede che non è una situazione gestibile. In Italia
stiamo costruendo un percorso virtuoso di gestione dei rifiuti, di riciclo e economia circolare, ma questo non può fare violenza sui cittadini che hanno avuto 2 mesi in cui non potevano aprire la finestra per queste nubi tossiche che gli arrivavano a casa. Questa conferma del sequestro, che ha definito al momento questo materiale rifiuti e non carta da raccolta differenziata proprio per le elevate impurità presenti, conferma e mi rende felice di questa attività, di questo impegno della magistratura che sta cercando appunto di dare giustizia, di dare qualità di vita ai quartieri vicini a questa enorme discarica totalmente abusiva con 85.000 tonnellate di rifiuti. Certo, senti Alberto, oggi, in questi giorni alla Camera, oggi si voterà sul taglio dei parlamentari, giusto? Ci sarà la votazione? Sì, deciderà la votazione, dovrebbe esserci questo primo passaggio, dovrebbe concludersi oggi nel primo pomeriggio. È una riduzione importante di parlamentari sia alla Camera che al Senato, in un'ottica di lasciare comunque un'adeguata rappresentanza per i cittadini e per i territori, ma di continuare a sforbiciare spese che in molti casi sono state non proporzionate al servizio che si fa. E questo taglio poi si taglierà circa 300 parlamentari tra Camera e Senato, ci sarà un risparmio annuale di oltre $500 milioni. Se lo sommiamo al taglio dei vitalizi già ottenuto sia per le Camere che per il Senato che per dei consigli regionali, si arriva a oltre 800 milioni di euro all'anno. Parliamoci chiaro, stiamo coprendo, ripeto, le spese dell'IVA, le spese che poi sono quelle che possono penalizzare i cittadini. La politica non può essere in valore assoluto una spesa che penalizza i cittadini, ma deve essere un servizio. Quindi questo taglio lascerà inalterata la rappresentanza, taglierà tante poltrone, tanti viaggi spesso inutili, e quindi si avrà una pubblica amministrazione centrale più funzionale, più efficace, con persone che davvero lavorano e non fanno interessi strani. Benissimo Alberto, allora siamo purtroppo in chiusura, grazie mille per essere intervenuto in radio oggi, ci risentiamo prossimamente, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, a presto, grazie all'ascoltatore. Buona giornata. Grazie mille ad Alberto Solezzi, deputato del Movimento 5 Stelle. Il carissimo Roberto, al di là del vetro, mi dà l'ok. Abbiamo in collegamento telefonico con noi un altro amico di RPL, il giornalista del Tempo, il giornalista Pietro De Leo. Buongiorno Pietro. Buongiorno a voi. Allora, grazie mille Pietro. Allora, abbiamo appena appunto terminato il collegamento telefonico con un deputato del Movimento 5 Stelle. Tu ad esempio cosa vorresti chiedere a un esponente del Movimento 5 Stelle sul caso Siri, no? Tu che ne pensi di questa situazione di ieri che c'è stata al Consiglio dei Ministri? Ma io scinderei la questione politica relativa al governo da quella ben più ampia relativa all'equilibrio dei poteri in Italia. Insomma, io ho letto prima la dichiarazione del Presidente Conte, prima di mettermi in collegamento con voi, dalla Romania, diceva è questione di ieri. Diceva Siri è questione di ieri, quindi come se fosse tutto superato. Sicuramente sul piano degli assetti di governo la questione è superata, si è andato oltre, anche lo stesso Salvini ha detto guardiamo avanti all'economia e ai problemi veri. Però rimane scritta nell'antologia del rapporto tra i poteri una pagina non molto felice, perché di fatto è stato consentito ad un mero avviso di garanzia, peraltro su un'inchiesta su cui insomma non c'è così poi ancora tanta chiarezza di elementi, almeno da quello che è filtrato, su cui bisogna ancora scrivere e vedere molto. Insomma, si è consentito ad un avviso di garanzia di cambiare la composizione di un governo. Ora, anche se riguarda un solo sottosegretario, ma è così. Oltre al fatto che è stato su questo fatto orientato il confronto politico per circa 3 settimane anche all'interno del governo, anche tra giornalisti, nell'opinione pubblica, però il dato di fatto è che un avviso di garanzia ha cambiato un governo. Questo è quello che emerge dal caso Siri. E questo non è un aspetto poi tanto secondario, è un aspetto che va al di là di Lega 5 Stelle, è un aspetto che va al di là di Conte, è un aspetto che va al di là di tutti noi, ma riguarda quello che è l'Italia dal 93 ad oggi. Questa secondo me è la questione fondamentale.
Ecco, senti, tu poi oggi hai scritto un articolo, anzi ieri hai scritto un articolo, ma ormai i processi non spostano elettori, cioè hai intervistato diversi sondaggisti su come le inchieste giudiziarie che ormai coinvolgono quasi tutti i partiti possono influenzare gli elettori. Innanzitutto tu come la pensi e poi cosa ti hanno detto i sondaggisti? Cioè ormai ritengono che queste inchieste giudiziarie non fanno cambiare opinione ad un elettore, cioè se un elettore deve votare Lega, vota Lega, se deve votare PD, vota PD, giusto? Sì, esatto, mi hanno detto così, soprattutto la cosa che mi ha rincuorato è che mi è stato anche spiegato che rispetto al passato, da parte dell'opinione pubblica c'è più capacità di distinguere i vari atti giudiziari che man mano possono intervenire nel corso anche di un percorso politico di una persona, del tipo, cioè mentre prima già sparare su un giornale tizio indagato poteva suscitare una forte indignazione e una condanna morale preventiva da parte dell'opinione pubblica, oggi il cittadino, lettore, telespettatore, ascoltatore di radio sa distinguere la differenza, ad esempio, tra un mero avviso di garanzia, tra un rinvio a giudizio, tra una condanna, tra un arresto, insomma c'è un po' più di consapevolezza e questo francamente rincuora, perché significa che ci sono ridotti un po' gli spazi di manovra di quelli che fanno del giustizialismo becero un'arma politica da dare addosso all'avversario di volta in volta. Sì, senti carissimo Pietro, parliamo un po' del Salone del Libro che si inaugura oggi, se non sbaglio, no? Allora c'è una polemica, è stato smantellato proprio lo stand dell'editore Altaforte che dice è un attacco a Salvini. Raccontaci un po' delle polemiche che stanno succedendo in queste ultime ore, ecco. Sono delle polemiche ferocissime su un caso che francamente, insomma, non c'è nulla di malefico se non una lesa maestà. E qual è questa lesa maestà? È il fatto che la sinistra culturale e di converso anche politica sta mal digerendo l'affermazione sul campo pubblico e culturale di un altro tipo di sensibilità, che è una sensibilità conservatrice, è una sensibilità che in parte eredita anche degli aspetti della destra novecentesca post-bellica. Insomma, si sta costruendo pian piano, con fatica, con studio, con scrittura, un altro tipo di visione del mondo e c'è il generone culturale della sinistra che reagisce male e reagisce con la censura. Una censura che loro portano avanti sempre allo stesso modo, cioè sbandierando il pericolo di fascismo, di razzismo e di xenofobia, quando invece semplicemente hanno paura a confrontarsi sul campo delle idee che loro pensavano per decenni di aver monopolizzato. Detto questo, però c'è anche da fare un appunto, nel senso che quando si parla di fascismo, voglio dire, è un concetto da maneggiare con cura. Da manipolare con cura, è una cosa che appartiene al Novecento, è una cosa che non può per forza di circostanze appartenere a chi oggi ha 30-40 anni e quindi va maneggiato con cura sia da parte di quelli che nel crogiuolo antifascista denunciano chissà quale pericolo, però va anche maneggiato con cura da parte di chi spesso nei media non si fa risparmio nel dichiararsi io sono fascista. Insomma, bisognerebbe avere un approccio molto critico con la storia e con quello che è successo e su quella che comunque rimane ed è una grande tragedia italiana. Allo stesso tempo però va denunciato il fatto che dietro la bandiera dell'antifascismo in realtà si sta cercando di portare avanti un'enorme censura di un pensiero libero, di un pensiero identitario che si sta affermando con forza e che sta ponendo anche delle questioni molto chiare su quello che è diventata la società di oggi. Chiarissimo. Senti, ieri il sindaco di Roma, Raggi, è stata contestata a Casal Bruciato, ha difeso la Casa ai Rom e dice spetta a loro. Poi è intervenuto anche il ministro Di Maio dicendo prima gli italiani. Raccontaci un po' qual è stata la giornata ieri del sindaco di Roma.
Sì, poi tra l'altro stamattina Di Maio ha fatto anche una certa marcia indietro, una mezza marcia indietro, diciamo. Sì, ora è intervenuto anche il Papa in questo momento alla comunità a Roma, dice quello che è successo a Roma non è civiltà, ha detto il Papa in questi ultimi minuti. Sì. E poi ha invitato questa famiglia in Vaticano, famiglia che ricordiamo per completezza dell'informazione e non per polemica con la famiglia musulmana. Allora, cercando di mettere insieme tutto questo puzzle, qual è il tema? Il tema è che purtroppo ci sono delle situazioni delle periferie delle grandi città in cui la coesione sociale non esiste più. Sì. Ora, se sul piano giuridico il sindaco Raggi può anche avere ragione nel dire questa casa aspetta perché c'è la forma che dice quello, però spesso la sociologia e l'andamento delle cose sovrastano la forma. E la sociologia cosa dice? Dice che in molti luoghi di periferia la gente non ce la fa più e quindi trincerarsi dietro il fatto burocratico, il fatto legale, quando c'è di mezzo un fatto di difficile convivenza per retaggi culturali, perché è un fatto che le comunità rom difficilmente riconoscono la legittimità della legge italiana, difficilmente riconoscono il principio dello Stato e della legalità, la situazione poi diventa esplosiva. Di fatto spesso nelle periferie, io Roma la giro tutta. Ecco. Tu vivi a Roma, giusto? Sì, io sono a Roma e sono uno che gira in metro, chiaro, giri in metro e spesso devi... Sei romano, sei proprio romano di nascita tu? No, io sono marchigiano. Ah sì, marchigiano, mi ricordo, sì. Marchigiano trapiantato a Roma per studio e poi per lavoro, vivo a Roma da quasi 18 anni, quindi... Ecco, sì. La città la conosco bene. Giro la metro e vedo insomma che quando uno entra in metro spesso deve andare a tappare le tasche per cercare, per mettersi a riparo il portafoglio, i turisti che spesso a un certo punto si accorgono che gli è stato portato via il portafoglio o la borsa e magari se sono donne scoppiano in lacrime. Cioè, Roma, il problema Roma è questo. Il problema Roma è questo. E lo percepiscono in maniera molto più dolorosa e molto più forte quegli agglomerati in periferia che spesso confinano con gli insediamenti di queste persone. Quindi quello che diciamo da sempre, cioè se ad una situazione di disagio interno, dovuto dalla crisi, dovuto a tante situazioni di emarginazione, dovuto a tante situazioni di esclusione sociale, si somma anche la convivenza forzata con delle realtà che non rispettano lo Stato, non rispettano la legge e non lo riconoscono, poi il risultato è quello che è, anche se poi si ha lo sfocio in una situazione oggettivamente anche brutta e dolorosa da vedere, perché abbiamo visto una mamma con una figlia assediata, però ragazzi, questo purtroppo è quello che è stato creato nelle periferie da una cattiva gestione demografica e dalla cattiva gestione proprio anche del degrado urbano e delle emergenze umane. Perfetto, allora Pietro ti chiedo di rimanere in linea con noi, adesso andiamo un attimo in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.
Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29. In collegamento telefonico con noi abbiamo Pietro De Leo, amico di RPL, giornalista del Tempo. Allora Pietro, leggo delle ultime notizie che riguardano il Parlamento, in particolar modo, o meglio riguardano il Senato. C'è la proposta del senatore della Lega Calderoli sull'abolizione del CNEL. No? C'è questo disegno di legge che riprende quanto previsto nel contratto di governo, ci provò Renzi con il referendum che poi fece cadere il suo governo. Tu che ne pensi di questo ente? Sì, io ricordo che questa proposta di Calderoli l'avevo trattata in un pezzo qualche mese fa sulle proposte che mi erano un po' balzate all'occhio tra la lista di tutte quelle presentate. Cosa ne penso? Penso che sia un grandissimo paradosso italiano, perché questo ente è in realtà, vedendola un po' in maniera metaforica, è l'orgoglio della burocrazia che non si riesce ad abbattere. È un ente che insomma ha dei compiti precisi, ad esempio sulla contrattazione del lavoro, ma compiti che comunque possono essere benissimo delegati ad altre realtà. Però insomma c'è questo grande desiderio, ci provò Renzi ad abbatterlo, mi ricordo, fu anche a cancellarlo, fu anche uno dei punti più discussi del dibattito sulla legge di riforma costituzionale, perché lui diceva che l'abolizione del CNEL avrebbe portato a dei risparmi enormi, poi si calcolò che non era così, che il risparmio non è più di tanto. Sì. Insomma, però comunque è un ente che ormai è diventato un simbolo di quella parte di Stato che si trascina, che spesso serve come porto franco per mettere al riparo delle carriere di politici, carriere decotte, di politici a cui serve magari uno scivolo verso la pensione, oppure un modo per rimanere in qualche modo sempre sulla cresta dell'onda, anche se in seconda fila. Insomma sì, certo. Se vogliamo dire la domanda è un ente inutile, probabilmente è un ente inutile. E sì. Ripeto, dal punto di vista dei risparmi non è che sia questa grande rivoluzione, però secondo me se questa volta con la proposta Calderoli, se Calderoli intestasse questa battaglia e la vincesse, sarebbe, diciamo così, una rivincita della politica su tante cose, su quella, un po' anche su se stessa, su questa abitudine decennale di piazzare dei dinosauri in qualche posto, e poi anche appunto su quella enticrazia, cioè su quel dominio di questi enti, di queste realtà che spesso poi hanno ingigantito la macchina statale in maniera proprio ingiustificata. Pietro, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Massimiliano Bellusco. Ciao. Allora, prima il giornalista ha detto che i Rom non accettano le leggi in vigore, ma non sono solo i Rom. Anche il sindaco di Riace ha avuto modo di dire che le leggi che si fanno a Roma in Campania non vengono accettate, o in Calabria non vengono accettate, o al sud non vengono accettate. Così la stessa cosa di Casarini e gli altri compagni della nave Ionio, i quali addirittura prendono in giro il governo. Ma ora dico, la magistratura cosa c'è a fare? Ha indagato un presidente di una regione che può essere uno Stato europeo perché ha fatto 2 gocce di pipì fuori dal vaso, no? E
e l'ha indagato per non abuso d'ufficio, abuso di cacatoio. Ma dove siamo? Ciao Padania Libera. Ciao, allora Pietro. Appunto che come abbiamo detto all'inizio del collegamento, i poteri dello Stato tra il potere giudiziario, il potere legislativo e l'esecutivo vanno ben riequilibrati e che bisogna stare attenti a non dare troppo potere ad un avviso di garanzia, proprio per quello che dice questo signore. È chiaro che molto spesso l'impressione che c'è stata è che una certa area politica, citava ad esempio il caso di Casarini, che è una vecchia conoscenza di chi segue il mondo dell'antagonismo dei centri sociali, l'impressione è che una certa area politica abbia goduto di una sorta di impunità, forse la parola è eccessiva, però di una sorta di mano più leggera rispetto ad altre. E questo è un problema che c'è in Italia. È un problema che c'è in Italia. Per quanto riguarda il sindaco lucano, poi va rilevato anche il fatto che se uno si va a leggere le carte dell'inchiesta, la questione non è tanto dell'eroe che viola la legge per salvare gli immigrati. Lì sembra ci sono delle presunte violazioni che vanno un po' oltre a questa storia. E fa specie il fatto che c'è una sinistra post-comunista che tra gli anni 90 e gli anni 2000 ha fatto sempre della esaltazione della giustizia la propria religione, di fronte a Mimmo Lucano cade in una palese contraddizione e scivola nel perdonismo puro. Insomma, il problema c'è senz'altro e è anche un problema che riguarda parte della stampa. Torno anche all'altro argomento che abbiamo affrontato e mi riallaccio a Casarini. Per quale motivo c'è sempre lo sbandierare il pericolo fascista? Oddio, tornano i fascisti e Salvini è fascista e qui e là. E poi invece di fronte alle mattanze dei centri sociali, che quelli picchiano per davvero, quelli spesso utilizzano le bombe carta per davvero, invece si fa finta di nulla. Questo sono tutti sintomi di una parte del paese che è ammalato di doppia morale. Senti Pietro, di cosa ti occuperai, di che altri temi appunto ti occuperai sul Tempo? Sicuramente il cammino verso le europee che procede in maniera non bellissima, perché io l'ho sempre detto e continuerò a dirlo, mi farebbe piacere sentire più un dibattito sui poteri delle varie istituzioni e non sulle dinamiche di casa nostra. Poi anche se continuerà sicuramente il dibattito attorno a quello che sta avvenendo al Salone del Libro e poi aspettiamo di capire quello che succede in giornate in cui il confronto politico segue un'agenda velocissima che cambia in continuazione. Benissimo, allora Pietro, io ti ringrazio per essere stato anche quest'oggi con noi, buon proseguimento di giornata, ci risentiamo presto in radio. A presto, grazie e buon lavoro. Grazie mille a Pietro De Leo, giornalista del Tempo. Adesso abbiamo con noi al telefono un altro giornalista, un amico di RPL, interviene spesso qui in radio, Roberto dalla regia mi dà l'ok. Abbiamo con noi Fabio Amendolara. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno. Grazie mille Fabio. Allora Fabio, parliamo un po' della regione Toscana, no? Che cosa è successo al trasporto locale della regione Toscana? È finito nelle mani di un'azienda francese. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Sì, intanto l'aspetto incredibile di questo passaggio è legato una scelta proprio fatta dalla Regione Toscana, perché c'è tutta una vicenda giudiziaria che tiene bloccato questo appalto, questa gara, che la vicenda giudiziaria è ancora appesa per alcuni aspetti. La Corte Costituzionale aveva dato, la Corte di Giustizia Europea aveva dato anche delle indicazioni ben precise che adesso sono ferme al Consiglio di Stato. La Regione ha deciso di fare l'affidamento senza aspettare la conclusione dell'iter giudiziario e l'ha affidata a questa società che è controllata dai francesi. Per trasporto locale che si intende di preciso? Ecco. Si intende tutto il trasporto regionale, quindi tutti gli autobus che collegano la regione Toscana. Sì, ok.
è un appaltone, insomma, di quelli che fanno gola a tanti. Hanno partecipato anche tante aziende locali, ma la regione ha preferito, come dire, fregarsene degli aspetti giudiziari e ha affidato comunque l'incarico. Benissimo. Senti Fabio, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Cosmo Ontrano. Ciao Antonio. Ciao Cosmo, ciao. Io nutro buona stima per te, però è la seconda volta in cui sono testimone. Quando dici che aprire le linee telefonate, poi le telefonate ci devono poter essere. E allora vuol dire ci che Roberto non aveva sentito. Quando Ora... ci interrompere lo spazio, io volevo parlare chiedere chiarimenti a Alberto Solezzi o Salezzi. Alberto Giolezzi, va bene. Giolezzi, sì. Movimento 5 Stelle, rispetto reddito di cittadinanza, o meglio alla pensione di cittadinanza. Lui avrebbe potuto, mi auguro che ci sia altra occasione. Non so se il tuo ospite adesso può provare a rispondere a un quesito. Sì, tu non ti preoccupare, sì, perché abbiamo Fabio Amendolara che è comunque competente su tutto, giusto Fabio? Beh, su tutto proprio no, però posso provare. Sentiamo. Buongiorno Fabio Amendolara, buongiorno. Cosmo Ontrano, fai democrazia @gmail, la mia mail, eventualmente per esaurire maggiormente le sue spiegazioni. Pensione di cittadinanza, vi sono limiti di prelievi, ho sentito più volte dire, però sono testimone di più casi, dove recandosi alla posta danno la medesima tessera definita anche per reddito di cittadinanza anche ai titolari di pensione di cittadinanza, che devono, anziani 70-80 uscire e recarsi allo sportello, cioè all'apparecchio automatico. Lo sportello della posta non eroga neanche un centesimo, così è stato affermato, sempre col limite di prelievo di 100 euro. Quindi praticamente lei mi può confermare questo, che sarebbe effettivamente uno scandalo sottoporre e poi in contraddizione a quanto hanno affermato pubblicamente, ma nei fatti io riscontro e posso testimoniare e documentare che non è stato così fino a ieri. Grazie, mi ascolto. Grazie Cosmo. Fabio. Ma questo aspetto tecnico sicuramente mi è sfuggito. Devo dire che mi sono anche appassionato poco a questi aspetti del reddito di cittadinanza, però sono d'accordo con il radioascoltatore, perché bisogna graduare la possibilità di prelievo in base a quanto viene accreditato. È chiaro che il limite dei 100 euro su su un reddito di cittadinanza di bassa, con un basso accredito ci sta, ma quando parliamo di famiglie leggo anche di redditi di cittadinanza di un certo valore e non possiamo pensare di mettere un tetto a 100 euro, diventa per una follia, cioè rendiamo la vita a queste persone davvero difficile. Benissimo. Fabio, grazie mille anche della risposta, perché Cosmo si riferiva al deputato del Movimento 5 Stelle Alberto Gioletti, che sicuramente era più informato. Ti volevo chiedere adesso... E che invitiamo a vivere con un tetto di prelievo da 100 euro. Ecco, allora ti volevo chiedere... Per capire come funziona. Oggi c'è un tuo articolo sulla Verità dove tu hai scritto: un uomo lega Consip e l'inchiesta sugli appalti calabresi. Indagato insieme al governatore del PD Mario Oliverio anche Rocco Borgia. Fu fotografato con Carlo Russo, faccendiere vicino a Babbo Renzi. Ci racconti un po' cosa hai scritto? Beh, intanto diciamoci subito che è un'inchiesta di cui non parla nessuno. Siamo tutti concentrati sulla Lombardia. In Calabria c'è un governatore indagato, accusato di associazione a delinquere, non gliene frega niente a nessuno. Questo personaggio di cui parli tu, a maggior ragione, essendo un personaggio secondario, è sfuggito ai più. Invece un nostro vecchio cliente, diciamo così, perché lo avevamo scoperto e beccato già ai tempi di Consip, molto legato a questo Carlo Russo, che è l'amichetto, diciamo così, di affari di Babbo Renzi. Faceva anche allora
come dire, lo sponsor di alcune cooperative rosse per le quali lavora, e ce lo ritroviamo in questa indagine. Lui aveva detto di aver tagliato i ponti proprio con il collega Giacomo Amadori, durante un'intervista aveva detto: ho tagliato i ponti con la mia terra, e invece questa inchiesta lo smentisce di netto e dimostra che non solo non aveva tagliato i ponti, ma che fa parte di un'associazione delinque non acritta, secondo la procura, della quale faceva parte il governatore della regione Calabria e anche l'ex deputato Nicola Adamo, che viene considerato un po' il manovratore di questi meccanismi. Sì. Senti Fabio, un'altra notizia riguarda sempre la riforma voluta da Matteo Renzi. La fusione fra Equitalia e Agenzia delle Entrate non ha portato quei risparmi promessi. Raccontaci un po', tu hai scritto: i dirigenti del fisco adesso ci costano ben 600.000 euro in più all'anno. Di che cosa volevi dire? Ecco. Senti, la riforma è davvero bizzarra, ha tirato dentro il pubblico persone che non hanno fatto un concorso, dirigenti senza laurea che si sono ritrovati con gli stessi stipendi laddove c'è chi invece nell'ufficio accanto prende di meno solo perché ha fatto un concorso, ha seguito un iter normale. Questa era davvero una cosa sconcertante. Renzi ci aveva detto pubblicamente: Equitalia la chiudiamo. In realtà hanno cambiato soltanto il loghetto, hanno tolto qualche privilegio che invece nel privato ancora esisteva. Gli stipendi sono rimasti gli stessi e il costo per lo Stato è aumentato di 600 è aumentato di 600.000 euro l'anno. Quindi un risparmio concreto non c'è stato, ci sono ancora gli stessi meccanismi che c'erano ai tempi di Equitalia, e con l'aggravante che prima si sorbiva un'azienda privata e oggi invece li paghiamo noi. Quindi è stato un fallimento incredibile questa riforma, impugnata peraltro da uno dei sindacati più attivi legati alla funzione pubblica. Ieri c'è stata un'udienza davanti al TAR, i giudici si sono riservati di decidere, ma l'aspetto forte di questa cosa è che la Corte Costituzionale ha già dato delle indicazioni ben precise che lasciano intendere che la riforma non è stata pensata bene. Abbiamo tutte le, ci sono tutti gli ingredienti per farci immaginare che potrebbe addirittura saltare. Certo, benissimo, chiarissimo. Senti Fabio, di cos'altro ti occuperai in questa settimana che ormai volge al termine, anche nella prossima? Guarda, io conto di seguire ancora questa vicenda calabrese che devo dire è veramente appassionante. La Calabria spesso finisce agli onori della cronaca per questioni legate alla criminalità organizzata, all''ndrangheta, fatti oscuri, massoneria, eccetera. Devo dire che questa indagine passa in secondo piano, ma merita invece di essere conosciuta a fondo. Al momento l'unico atto conosciuto è questo provvedimento giudiziario che va a sospendere dalle attività pubbliche alcuni funzionari e tecnici, ma immagino che nelle informative, negli allegati di questa inchiesta e quant'altro ci siano davvero dei documenti interessanti, soprattutto legati a una congiura che si è consumata all'interno del Palazzo di Città di Cosenza, nel quale gli avversari politici del sindaco Occhiuto, che adesso è il candidato in pectore per Forza Italia, per il centrodestra al Consiglio regionale, e quindi è l'avversario diretto di Oliverio, del presidente, del governatore indagato, hanno messo in atto una strategia per far dimettere i consiglieri comunali e far cadere il sindaco, semplicemente perché
gli impediva alla cricca, questa associazione a delinquere, di poter gestire appalti importanti come una metropolitana leggera che doveva collegare la città di Cosenza all'università e l'ospedale civile cosentino. Quindi erano degli appalti interessanti e addirittura si è arrivati a congiurare, a tramare per far cadere il sindaco. È una storia ancora tutta da raccontare. Benissimo, allora Fabio, grazie mille, ti lasciamo al tuo lavoro, ci risentiamo presto in radio, buona giornata. Grazie a voi, a presto. Grazie mille a Fabio Amendolara, giornalista della Verità. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo il senatore della Lega Gianfranco Rufa. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti e grazie. Grazie mille a te. Allora Gianfranco, ieri il ministro Salvini ha annunciato: chiuderò uno a uno tutti i negozi di cannabis legale e stop alle feste, è emergenza. Stamattina, in questo momento, in un comizio a Pesaro, dice è in corso la chiusura di 3 cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche. Da oggi, dice il ministro, comincia una vera e propria guerra, negozio per negozio, quartiere per quartiere. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male, meglio un uovo sbattuto, dice il ministro. Che ne pensi tu anche poi della replica della ministra Grillo di ieri sera a queste dichiarazioni del ministro Salvini? Guardi, io non replico al ministro Grillo e dico e sottoscrivo ogni sacrosanta parola di Matteo Salvini. Sì. Purtroppo l'inizio di un utilizzo è un incentivo al mondo della droga. Mi dispiace, c'è poco da commentare, nient'altro più da dire. Non possiamo legalizzare un incentivo all'uso delle droghe. E poi continuo a dire che c'è un controsenso in alcuni atteggiamenti. Non possiamo incentivare un mondo che comunque sappiamo organizzato in criminalità organizzate, che è il mondo della droga. Non possiamo giustificare la presenza di questo mondo. E ripeto, il controsenso è poi quando noi andiamo invece a proporre l'abolizione della legge Merlin e ci si rinfaccia il fatto che è un problema di criminalità, è un problema di moralità, è un problema che si fa male alle persone. Penso che la droga faccia ancora più male, quindi c'è poco da discutere. Certo. Senti, carissimo Gianfranco, al Senato oggi di cosa si sta discutendo e quali sono i temi per i prossimi giorni? Guardi, stiamo chiudendo e stiamo perfezionando tutto ciò che è il decreto crescita e stiamo perfezionando e abbiamo perfezionato il discorso, come già dicevo, nei vari appuntamenti, graditi appuntamenti del videosorveglianze nelle scuole. E anche qui è stata insomma una, tra virgolette, battaglia perché qualcuno diceva ma si devono fare dopo, questi interventi non sono necessari, non possiamo spendere tanti soldi perché ne mettiamo abbastanza di soldi, 25 milioni per ogni anno da qui al 2021 e invece noi no, la videosorveglianza nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie la vogliamo perché nessun nostro figlio, nessun nostro caro deve essere toccato. E poi si ritorna in maniera molto più efficace anche sulla questione delle popolazioni terremotate in Italia e più un'altra serie. È un continuo lavoro e ovviamente non ci fermiamo. Perfetto. Non ci fermiamo davanti a delle stupidaggini mediatiche che vengono messe, che vogliono cercare insomma di creare disguidi e imbarazzo. Perfetto. Non ci ferma nessuno. Senti Gianfranco, la bambina ferita a Napoli, Noemi, leggo dai diversi siti, respira meglio, lieve miglioramento del polmone sinistro. Non so se con te abbiamo parlato di questa storia accaduta lo scorso weekend, proprio sulla questione Napoli il ministro Salvini ha annunciato che il Viminale sta preparando un decreto spazzaclan perché Salvini dice a Napoli ci sono tanti condannati in giro. Di cosa si tratta di questo progetto? Io mi sento in dovere di ringraziare e salutare la popolazione di Napoli in modo particolare perché fin troppe volte viene accusata di omertà e viene accusata di connivenza o di imbarazzo nel voler dire o nel voler parlare. Le varie fiaccolate, le varie
strutture che stanno nascendo stanno dando reale risposta a quello che sono i cittadini napoletani. La bambina non è altro che una gioia della nostra vita che preghiamo, penso tutti, perché si possa salvare, che non c'è nemmeno bisogno di dire. E qui purtroppo abbiamo degli animali che vivono nel nostro mondo e questi animali devono pagare nella maniera più assoluta. La nostra risposta è subito, 800 assunzioni e 25 milioni spalmati in 2 anni. Perché? Perché la burocrazia purtroppo è lenta, perché purtroppo ci sono fermi nel limbo delle persone che ancora, con tanto che hanno commesso gesti criminosi, sono ancora a spasso, e questo non è possibile. Quindi noi dobbiamo assumere 800 persone per notificare sentenze a mafiosi, a trafficanti, e lo faremo. E quindi questo è il minimo che possiamo fare, un impegno deciso che andremo a porre davanti agli italiani. Senti Gianfranco, per quanto riguarda l'economia, c'è un provvedimento che è il riscatto della laurea, boom di domande, ma ti chiedo, conviene davvero questo provvedimento o no? Prego. Guardi, la convenienza è soggettiva, c'è da dire la verità, perché bisogna vedere come si è negli anni, a che punto si è arrivato nel riscatto della pensione, più che altro. Si dice semplicemente che dai laureati dal 1996 per ogni anno di laurea, al massimo di 6 anni, perché ovviamente non vanno premiati fuori laurea, anzi mi permetto di dire che secondo me va fatto qualche provvedimento per i troppi fuori laurea che abbiamo, fuori laurea di 1, 2, 3, 4, 5 anni va bene, ma troppo fuori laurea penso che siano un'occupazione ingiusta nei confronti di chi invece vuole studiare, quindi chiedo scusa questa parentesi. Quindi per gli anni di laurea con una contribuzione di 5.240 euro all'incirca si riscatta il 100% dell'importo versato. Ora, vale la pena versare questo importo? Ogni persona può sceglierlo. Però io dicevo sempre, quando ero in campagna elettorale, il complimento più grande che si potesse fare a Matteo Salvini era sentirlo vicino, come se fosse una persona a fianco quando sentivi il telegiornale. C'è questa possibilità, la diamo, poi ognuno è libero di sceglierla. Però noi ad aprile abbiamo avuto più di 7.000 richieste di domande, quindi c'è questa volontà e ognuno è in grado, penso, sicuramente di capire se a fini pensionistici convenga o meno fare. Benissimo. Allora Gianfranco, purtroppo siamo in chiusura, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, buon proseguimento di lavoro. Io ringrazio voi, buona giornata e grazie a tutti. Grazie mille a Gianfranco Rufa, senatore della Lega, ringrazio Roberto dalla regia, ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci hanno chiamato, io vi auguro una buona giornata e ci risentiamo alle 13:10 per la consueta trasmissione, il consueto appuntamento con l'Europa.